3 tavoli tematici, 16 relatori, 2 spettacoli serali sono alcuni dei numeri della seconda giornata della Festa dell'Amicizia in corso di svolgimento a Ribera. Pace, dialogo, disarmo, dall'utopia alla ragion di Stato, un percorso a ostacoli, è stato il primo incontro di venerdì 6 ottobre organizzato dall'europarlamentare Francesca Donato, al quale hanno partecipato Sergei Patronov, console generale della Federazione Russa a Palermo, e Monsignor Tommaso Stenico, teologo, saggista, l'ingegnere Massimo Sapielli, esperto in conversione nucleare. Un progetto partito alla grande, con una grande festa, significa tanto per questa democrazia cristiana che già in cammino comunque rinasce. Sicuramente oggi siamo in Sicilia, a Ribera, ma questa è una festa che ha un significato nazionale. Oggi si ripete la tradizione della festa dell'amicizia che appunto, come è stato detto, mancava dagli anni 90 e questo è un segnale molto preciso, molto forte, che la democrazia cristiana davvero è rinata, e da qui, dalla Sicilia, da Ribera, parte un lavoro che già è iniziato in realtà dietro le quinte per crescere in tutta Italia. Il prossimo fine settimana ci sarà una festa della democrazia cristiana a Susa, in provincia di Torino, e poi ce ne saranno altre, ci saranno incontri un po' su tutto il territorio nazionale. Quindi io sono molto contenta, molto entusiasta, trovo una passione straordinaria nei nostri giovani che credono davvero nei valori che noi difendiamo, e quindi credo che questa sia la ricetta perfetta per dare di nuovo agli italiani un partito che ha fatto la storia dell'Italia e che ancora è fondamentale per restaurare la democrazia vera nel nostro Paese. Il giorno prima si era discusso di giovani, cui ha partecipato anche il sindaco La Galla di Palermo. Oggi la festa della democrazia cristiana, la festa dell'amicizia, ecco come la vede lei che comunque con la democrazia cristiana a Palermo sta lavorando. Beh, è chiaro che i valori sono quelli che accomunano chi viene da esperienze che hanno al centro i valori stessi del cattolicesimo, ma anche di quel riformismo moderato che ha caratterizzato lo sviluppo di questo Paese. Oggi c'è una diaspora del popolo democristiano, comprendo e apprezzo lo sforzo che si sta facendo per recuperare una identità e credo che tutto ciò che lavora per sostenere una coalizione che oggi è anche al governo del Paese oltre che della Regione e del Comune di Palermo possa essere utile per rafforzare, diciamo, il lavoro comune e un progetto comune.